Buonasera, benvenuti. Siamo qua per presentare la recente edizione di questo straordinario volume che è la raccolta degli atti di un convegno dedicato alla cultura del restauro, modelli di ricezione per la museologia e la storia dell'arte, un convegno tenuto a Roma nel 2013, curato da più università, dall'Università di Roma all'Università di Macerata, a vari collegamenti, anche perché questo convegno idealmente si ricollega a una storia di 15 anni di PRIN, iniziati non da Orietta Rossi Pinelli e portati avanti in particolare il più recente da Michela Di Macco, cui ha collaborato anche Marina Righetti. L'Accademia di San Luca è particolarmente orgogliosa e porto il saluto anche da parte del Presidente Carlo Renzetti, non soltanto perché da molto tempo ha un'attenzione particolare alle problematiche del restauro e una intensa attività, sia pur diversificata, su fronti molto diversi, avendo istruito una sorta di convenzione con l'ISCR, con l'Istituto Centrale del Restauro, per cui da un po' di tempo si sono attivate e accelerate queste opere di restauro del patrimonio nostro, ma soprattutto permettetemi di indicare anche due motivi. L'ideale continuità in fondo con una protagonista anche di questa avventura ultima che non può che vedersi nella nostra accademica professoressa Marisa Darai Emiliani, alla quale si deve nel famoso primo convegno forse organizzato dall'associazione Giovanni Secco Suardo nel 94 a Bergamo, il voto poi preso all'unanimità da tutti i partecipanti di quel famoso, che è stata una sorta di pietra miliare, per istituire una sorta di dizionario di albo dei restauratori d'Italia, e una ricerca talmente impegnativa che ha visto poi proseguire quegli interessi di allora nel convegno dedicato a Michele Cordaro nel 2004, mi pare a Roma, di cui il bellissimo volume Il corpo dello stile, cultura e lettura del restauro nelle esperienze contemporanee. Ecco, questi sono i tasselli ideali a cui viene ricollegata in fondo questa giornata e l'esito di questo straordinario volume. Ce n'è anche un altro che una nostra studiosa da tempo coinvolta nelle attività dell'Accademia Nazionale di San Luca, Marisa Ventra, cura con gli altri curatori Maria Beatrice Failla, Susanna Rina Meyer, Chiara Piva, appunto sia il convegno e questa edizione, per cui è motivo di orgoglio anche la partecipazione di questa nostra studiosa straordinaria. E devo riconoscere che il volume si apre con una copertina, devo dire, struggente, una foto d'archivio, forse un ritaglio di giornale di Pelliscioli, dell'archivio Pelliscioli della collezione Giovanni Secco Suardo, dove compaiono Ettore Modigliani, il restauratore Pelliscioli, e sullo sfondo la pala di Castelfranco Veneto di Giorgione. Ecco, questo dà il tono e il senso di questo tentativo di ricerca di unità e questa sorta di volontà portata avanti da molto tempo di unire la storia dell'arte, la critica d'arte all'interno delle problematiche del restauro, cosa non sempre, diciamo, di cui non si è sempre tenuto conto, anche a partire dalle durissime prese di posizione di Michele Di Macco, che dopo aver fatto un ripercorso di quelle che sono state le vicende di questo rapporto, facendoci intravedere il ruolo che hanno avuto da Brandi ad Argan, a Urbani, a Previtali, allo stesso Michele Cordaro, tutti personaggi straordinari, anche personaggi forse secondari alla cultura del restauro come Giuliano Briganti, eccetera, chiude con una disperata nota, permettetemi di rileggerle poche righe. In cui definisce tutta la sua amarezza. Un riconoscimento di parità che oggi si va perdendo per responsabilità dello storico dell'arte, quando non sa fare il suo mestiere e non sa sfuggire alla seduzione della rinomanza effimera dell'evento, sempre in agguato, ma anche che si va perdendo colpevolmente per l'ignoranza politica della specificità e delicatezza del patrimonio artistico, con conseguenti normative che marginano lo storico dell'arte e seppelliscono il restauratore e la sua dignità professionale nella fagocitante presenza delle imprese edili, nei tempi abbreviati, nelle gare al ribasso,
basso, e insomma in tutto quanto fa del restauro un intervento economico e mediatico, tutto fuorché un intervento di massima responsabilità storico-culturale che necessita della compresenza di professionalità diverse. Ecco, io mi auguro che anche questo incontro di oggi pomeriggio possa in qualche modo favorire anche le mancanze del convegno di allora e di questo volume, vale a dire il rapporto tra intervento di restauro architettonico e gli aspetti delle arti figurative, tutte le problematiche molto importanti anche per la nostra accademia legate al restauro del contemporaneo, il rapporto tra il restauro storico e la legittimazione nella operatività attuale. Ecco, mi auguro che questo sia un sollecito, un invito perché possiamo ritrovarci qui e presentare il proseguio di questo straordinario lavoro. Grazie e buona serata e buon lavoro.